Mi sono appunto candidata per questa borsa di studio che confronterà le politiche linguistiche nella Ladinia, nel Friuli e nel cantone dei Grigioni, quindi prenderà in disamina queste tre diverse lingue di minoranza, appunto il romancio, il friulano e il ladino. Adesso nel primo anno di dottorato intendo appunto un po' approfondire la letteratura, capire un po' il territorio o come vengono tutelate le diverse lingue anche nei vari ambiti, ad esempio fino a che punto vengano sostenute, promosse le lingue, ad esempio nei media, oppure fino a che punto vengano trasmesse le lingue, queste tre lingue di minoranza alle prossime generazioni. In questo primo anno vorrei anche raccogliere tutte le norme che sono state emanate nelle tre aree a tutela della lingua e nel secondo anno è poi previsto proprio un soggiorno di ricerca sul territorio per conoscere di prima persona le istituzioni e le comunità linguistiche, e nel terzo anno di dottorato è prevista la redazione della tesi. Un dottorato di ricerca estremamente importante che va a indagare aspetti ancora non noti, ecco, di quest'area geografica in cui si parlano tre lingue, il ladino, il romancio e il friulano, che hanno caratteristiche simili ma popolazioni che possono essere diverse sicuramente per numero, ma sicuramente anche per modi di poter attuare queste politiche linguistiche. Quindi queste politiche verranno messe in confronto diversi dati, analizzati e soprattutto restituiti con grande efficacia per poter ottimizzare quelle che saranno appunto le politiche linguistiche del futuro. Quindi è un progetto che non si ferma semplicemente a pochi anni, ma guarda avanti per decenni e soprattutto è un progetto di grande interesse europeo. Oggi una conferenza stampa importante perché ci permette di annunciare un'iniziativa con il Trentino Alto Adige, in particolare con la Libera Università di Bolzano, riguardo al finanziamento da parte di Arlef di una borsa di dottorato di ricerca che ci permetterà di approfondire ancora di più i temi della tutela delle minoranze linguistiche, in particolare quella friulana, presente in Friuli Venezia Giulia e nel Trentino Alto Adige, mettere insieme le esperienze e capire anche alla fine del percorso, che ha una durata triennale, quali possono essere le buone pratiche che potranno essere portate anche in Friuli Venezia Giulia per arrivare a un obiettivo che è quello istituzionale della regione, ovvero far tutelare, far crescere sempre di più la presenza del friulano nel territorio della nostra regione.